Buonasera a tutti e ben con Gnovis. Tante int e forte commozione a Bellun per l'ultimo saluto al direttore dal Messaggero Veneto e dal piccolo Omar Monestier. A spietà il Quarp dal giornalista in tal domo dalla città venete a ieri in FIS, la femmine Sara, i colleghi e i collaboratori dai due giornali. Presenza anche il presidente della regione Federica, il presidente della regione dal Veneto Luca Zaia e il presidente dall'ordine dei giornalisti dal Friuli Vignesi Giulia, Cristiano Degano. A entri in via Palagnotta, in Tuntabacchini, a Schiampi, in Culacasse, ma dopo pochi soris vengono inchiatati e arrestati. Le società Lignan, Dulac e Talagnotte, due giovani di Sole di Givotagne e un sote di Givotagne hanno alzato il gattar dal tabacchino e buttato giù la porta. Proprio la spaccate e ha fatto scattare l'allarme che alla fatto arrivare sul puesto a Dienza, la polizia locale che ha inchiatato i giovani con antimola robe robate in man, circa 300 euros. 1000 persone hanno protestato in Plaza Trieste per la sierada annunciata dalla Varzila che ha minaccia di lasciare a chiesa 450 persone. La manifestazione si è declamata fuori in contemporanea col sciopero proclamata di FIOM CGL, FIM CISL e Wilme per tutte le giornate lavorative in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo finlandese. Per che Trieste, dunque, ma fermi anche a Genue, Napoli, Taranto e Cuneo. Presenze anche il sindaco Roberto Di Piazza e l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolén. I fuchs dal Chiars hanno bruciato passa 3.600 ettari di bosco. Il terribile numero è saltato fuori di un'analisi fatta dall'Università di Udine sulla fonte dalle immagini satellitari dall'Agenzia Spaziale Europeane che hanno permesso anche di stimare i 194.000 m3 di biomasse che gliel'ade perdute. La plupart dei dams è stata in territorio sloveno, che il comune di Bessol di Miren ha perduto 2.600 ettari di vegetazioni chiarsiche. Il comune italiano che ha perduto più terreno a Bosca, le Doberdò con 406 ettari bruciati. Il gruppo Luci ha inviato una nuova società in Argentina chiamata Argesteco, locata in tal parco industriale San Francisco, il più importante della provincia di Cordoba, si occuperà di servizi di consulenza e di analisi in materia ambientale. Ovin fondate le nostre esperienze sul lavoro fatto in Europa, la ditta Adriano Luci, presidente del gruppo, con gli spiccioli e medis imprese industriali, smettendo al centro la gestione integrale e corretta dagli scovacis. Il comune di Udine ha messo in cantiere lavori per sistemare la scuola Bellavitis. Sentiamo il vice sindaco Michelini. Non sono dati 170.000 euro perché ho vinto un mandato di riqualificare in maniera riqualificazione energetica delle scuole medie Bellavitis, quindi ho sostituito praticamente sono 39 i due serramenti che come sono veramente datati alle tanti anni che domandavi di cambiaio perché gli entra freddo d'inverno gli entra massacciato d'estate quindi ho di sostituire completamente con un materiale particolare e in miei salverà anche l'oscuramento, cioè allora non avranno più problemi con il sole che al bat quintri, quindi i frutti staranno veramente bene. È un intervento che farò al mese di agosto, prima che cominci delle scuole, sono 4 settimane di lavoro, ho vinto ordinato praticamente il materiale e non si arriverà. Io credo che questo intervento che veramente domandavi viene fatto in tempo breve. Ho pensato che lì avremo un risparmio di un 4-5 ras praticamente facendo questo intervento. Al resterà serate tal fin settimana il tocco di autostrada entre Chiarni e Pontebe in direzione di Tarvis sulla A23. La serata sarà necessaria per poter completare l'attività di ispezione delle sgalerie, fondamentale per la sicurezza dall'autostrada con la circolazione improibita dall'IS di sede, l'IS di Buinore dalla di dopo. A saranno serati Santi Elisaris di Parcamenti Resiutta Est, Cadramazzo Est e Campiolo Est. Viabilità obbligatorie dunque per la strada statale 52 e la statale 13 Pontebane. E come spazi alla rubrica settimanale di Gnovis dal Monte.
Appuntamenti Gnovis dal Monte, che è dedicata alla convention dall'Ent Friul Palmont, ospitate a Spilimberg. L'occasione è stata utile per fare il ponte sulle attività dell'associazione Palavignima, anche per celebrare i 100 anni dalla scuola mosaicisti dal Friul. La convegna è un punto importante per Ciatassi. Dopo 2 anni che non abbiamo potuto farlo in presenza, chi sta in Ciatinca a Spilimberg. Un'occasione importante che ci dà la scuola mosaicisti dal Friuli, ringrazio il suo presidente Lovison, per i 100 anni di storia di queste scuole che rappresenta l'emigrazione dei nostri artigiani, uomini e femmine, pleni di volontà, di voi di fa che sono emigrati. Quindi non solo scampellins, terrazziers, mosaicisti, ma sono anche i marangoni, i elettriceschi che hanno costruito chasis e grattacelos. Qui vengono proprio qui dal Canada, no? Che ieri abbiamo avuto il modo di incontrare in occasione dai 40 anni, da prima volta che loro sono venuti in talor convegno dai furlans emigrati in Canada, lì che viene restituito, restaurato il totem alla città di Udine. Quindi ora ringrazio il Comune di Udine, la Fondazione Friul, Confartigianato, Confindustria che ogni anno noi sostengono la regione non si dimentichiamo, che noi sostengono per programmare tutte le iniziative con le quali noi vendiamo coinvolti soprattutto i giovani, i figli di chi furlans che dal secolo stato sono là a Tor Palmont, le seconde, le terze, le quarte generazioni e vendiamo tornare a fare vedere il valore che hanno avuto i loro genitori e far conoscere i loro radris, che è il lavoro che noi come ente Friuli nel mondo va rendi fatto al prossimo futuro. Spilimberg è per qualche ora la capitale dell'emigrazione e i migranti che sono arrivati veramente da tutto il mondo. Da tutto il mondo, un grande onore, un bienvenuto a loro, che stanno insomma anche in occasione del centenario della scuola di mosaico di Spilimberg, questo evento dell'ente Friuli nel mondo, i nostri fogolars in tutto il mondo attorno al nostro Friuli come tanti in fa a Sonsus. Alla stessa maniera i nostri mosaicisti a Sonsus, Palmont una volta, adesso dall'estero vengono in Friuli che a Spilimberg a imparare questa grande arte e poi attorno a portarla al loro paese, una gran metafora di cui si è orgoglioso. Gianni Coledan, c'è il SAIE dell'immigrazione furlana. Allora, per di tutto che si sa, vorrei chiaramente volume, è chiaro, vorrei la cartiera di Muez per scrivere tutto, però voi per esempio fare un strucco sull'immigrazione, a parte i team si sono continuati sull'immigrazione di mosaicisti dalla zona, non nome di Spilimberg ma di Sequals, di Arba, di Fanna, a Tor Palmont e attraverso 7 opere importanti che hanno lasciato via Palmont, io darinda di anche insomma in conclusione di questa grande attività secolare che voi si è concretizzata alla scuola di mosaica proprio a finire 100 anni proprio che stanno. E anche per lo sgnotta le tutte, Gnovi saltore domani sera e sempre a Snuf Mancul Vinche. Mandi e buone serate di Viodisi.